Come ha detto Alessandro, mi allaccerò a temi che sono già stati discussi brevemente, alcune cose che ha detto il professor Bertolarissi e anche un paio di domande appunto sul discorso di riconoscibilità e di riconoscimento, che rendono il Veneto, assieme ad altre lingue d'Italia, prima abbiamo sentito parlare del napoletano, del siciliano, ma così anche per lombardo, piemontese, ligure, eccetera, le rende lingue contestate. E parleremo appunto del motivo e di come le istituzioni siano riuscite a mantenerle contestate, piuttosto che lasciarle diventare libere e dignitose, come ha detto Bertolissi prima. Alcune citazioni per dire una cosa che qui in sala sapranno tutti, però vale la pena ripetere. Questa mancanza di conoscenza oppure mancanza di volontà di conoscere la varietà linguistica e culturale dell'Italia. Il sito Euractiv ha fatto una ricerca sulla conoscenza linguistica degli italiani e le conclusioni sono state: gli italiani poco poliglotti, e ovviamente si intende come parlano poco le lingue straniere, però allo stesso momento si nasconde il fatto che molti italiani sono italofoni e anche venetofoni, sicilianofoni, piemontofoni, eccetera eccetera, mentre invece in Spagna, per esempio, vengono riconosciuti come bilingui chi parla spagnolo e catalano, e quindi non sono poco poliglotti. Quindi c'è questo due pesi e due misure. E poi prima si è parlato un po' di sostenere cose demenziali. Il presidente della FISM ha asserito che l'Italia è sempre stato un paese monolingue e monoculturale. Questa è la Federazione Italiana delle Scuole Materne. Quindi vediamo il contesto in cui la cultura italiana, o l'ottica attraverso la quale la cultura italiana vede il multilinguismo italiano. Non lo vede. L'ottica in cui lo vede è che non lo vede. Ecco, diciamo così. E questo ovviamente è ripetuto dai media e sono discorsi che vengono amplificati a livello mediatico. Parlando principalmente del Veneto, è un po' fuori focus, quindi magari leggo. Recentemente, dopo l'impugnazione della legge regionale sulla lingua veneta, Verona Sera ha pubblicato un articolo che terminava così. In particolare aveva destato perplessità la questione relativa alla supposta lingua veneta, sempre tra virgolette perché non vogliamo sporcarci le mani, che inizialmente era previsto si sarebbe dovuto insegnare, eccetera eccetera, e poi una distinzione che per un linguista non ha senso. Però, ripeto, i media amplificano questa posizione ideologica dicendo la lingua veneta, la sua esistenza appare difficile da provare, forse non sono mai stati in Veneto quelli di Verona Sera, non lo so, però poi abbiamo una finestrella nel loro modo di pensare, dove ci spiegano perché pensano che non esiste. Un conto è affermare che esistano i dialetti, un conto è affermare che linguisticamente esisterebbe una lingua veneta. Ecco, questa è una falsa dicotomia, è usare le parole per discutere due concetti che poi in linguistica non esistono, ovvero la distinzione fra la lingua, che è una cosa, e le varietà che la formano, che è un'altra. Dire che la lingua veneta non esiste perché c'è il vicentino, il padovano, il veneziano e il veronese sarebbe come dire che io non esisto perché c'è un cuore, un fegato, una testa, ma io non esisto. Io sono formato dalle cose che mi formano, e la lingua è formata dalla diatopia e dalle sue varianti. Non esiste lingua al mondo che esiste indipendentemente dalle sue varianti. Sono due cose che sono indivisibili, quindi è una dicotomia che non ha senso. Però è comprensibile fino a un certo punto, cerchiamo di essere caritatevoli, è comprensibile, perché se noi cerchiamo una cartina linguistica dell'Europa troviamo una cosa più o meno così, dove in Spagna c'è il multilinguismo, si parla basco, si parla catalano, si parla galiziano,
La Francia ha 2 grandi aree linguistiche. L'Italia è noiosa in una maniera incredibile, è tutta di un colore. Sì, a parte, vabbè, ci sono alcune popolazioni germaniche, però le persone di confine sono strane, quello lo sappiamo, ma più o meno l'Italia è monolingue. E questa è una posizione internazionalmente, non vorrei dire riconosciuta, ma che se voi cercate una cartina linguistica dell'Europa, spesso trovate una cosa del genere. E il paradosso è che la Francia ha un'isoglossa, ha una divisione fra francese e occitano che viene marcata, mentre in Italia la linea Rimini-La Spezia, che è linguisticamente molto più forte di questa, non viene marcata. E quindi questa non è una cartina linguistica, questa è una cartina politica venduta come cartina linguistica. E tutto torna qui. Bertolissi ha parlato dell'articolo 6 della Costituzione, ha parlato di come il legislatore abbia in mano la situazione linguistica. La legge 482/99, chiamata ufficialmente la norma in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ma anche conosciuta da alcuni linguisti come l'ufficializzazione della discriminazione linguistica. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. E gli altri s'attaccano tra. Faccio notare subito che tutte queste lingue, riconosciute dallo Stato italiano, hanno variazioni dialettali interne. Non è vero che in Sardegna, da Cagliari a Nuoro, si parla lo stesso dialetto. Primo. Quindi vediamo già i 2 pesi, 2 misure, che queste vanno riconosciute nonostante la variazione dialettale, mentre invece quando si parla di Veneto o di Piemonte o di Lombardia, però non si parla allo stesso modo da una città all'altra. Ma questo vale per tutte le lingue riconosciute. E vale anche per l'italiano, perché avrete già sentito che io dico perché e non perché. Quindi vale anche per l'italiano se vogliamo essere precisi. O io dico a me piace l'anguria piuttosto che mi garba il cocomero. Quindi vale per tutte le lingue. Le lingue regionali vale per loro ancora di più, perché non avendo avuto una standardizzazione centripeta come le lingue di Stato, si sono diversificate di più. Però la diversità interna esiste in tutte le lingue. Se invece vogliamo vedere dal punto di vista linguistico una cartina conservativa, nel senso proprio una differenziazione minima, perché questa è proprio minima, perché non si fa distinzione all'interno dell'italico, non si fa distinzione fra meridionale e meridionale estremo, proprio conservativissima, dimostra una diversità linguistica molto più pronunciata di quella della cartina politica venduta come cartina linguistica. E poi l'Atlante UNESCO, che abbiamo già visto prima quando il professor Mosley ce ne ha parlato, che riconosce 31 lingue regionali all'interno dell'Italia, con criteri linguistici. È una cosa importante dell'Atlante UNESCO che la persona che era diciamo a capo, uno che è stato uno dei ricercatori principali dell'Europa, perché l'Atlante ha avuto gruppi di ricerche diversi per ogni continente, per ogni zona, Tapari Salminen ha detto chiaramente che a lui non interessa un Atlante dove le lingue vengono catalogate su base politica, perché sappiamo già che gli Stati-nazione sono i primi a negare la diversità linguistica. Quindi a lui interessava un Atlante su base linguistica. E quindi abbiamo queste 2 cose irreconciliabili. Esiste in italiano irreconciliabile? Sì. Esiste adesso, va bene. 2 cose che non si possono riconciliare, ovvero da una parte l'Atlante UNESCO che dice ci sono 31 lingue, dall'altra le cartine politiche presentate come linguistiche che dicono sì, l'Italia ha meno diversità linguistica della Francia e della Spagna. Che chiunque abbia fatto anche una lezione di linguistica sa che non è vero. E qui dove nascono le lingue contestate, ovvero quelle lingue che dal punto di vista linguistico sono dimostrabilmente diverse dalla lingua di Stato, dimostrabilmente distanti dal punto di vista genealogico, e quelle che sono riconosciute. La differenza fra quelle riconoscibili scientificamente e genealogicamente
e quelle riconosciute politicamente sono le lingue contestate. Contestate nel senso che in linguistica sono chiaramente lingue diverse dalla lingua di Stato, ma poi sociopoliticamente vengono nascoste, vengono messe sotto il tappeto, come mettere la polvere sotto il tappeto, no? E il discorso che i cosiddetti dialetti italiani sono lingue separate dall'italiano non è una novità. Questa è una citazione del 79 che traduco un po' a spanne. I cosiddetti dialetti italiani non sono semplicemente varianti dello standard, quindi dell'italiano toscano, ma sono lingue separate, diverse dallo standard e tra loro. E questa è una citazione del 79, quindi di quasi di 30 anni, forse più, adesso non riesco a fare così. Questa è una versione un po' colorita e ripensata di un albero linguistico. Non volevo mettervi l'albero squadrato perché è un po' noioso, ma è risaputo che si vede male purtroppo perché è un po' fuori focus il proiettore. È risaputo che così come c'è l'occitano, il catalano separati dal francese e dal castigliano dal punto di vista genealogico, quindi puramente linguistico, c'è anche il gallo italico, il veneto, l'istrioto, il ladino, il friulano separati dall'italiano. Ah, benissimo. Se riesci a metterlo in focus. Posso puntare? Sì, perché io sono un po'... Quindi abbiamo... questa è la zona, diciamo... È il gruppo parlato in Italia, c'è il gallo italico, il veneto, l'istrioto, il veneto logicamente sorelle, il friulano, il ladino, il romancio, che è parlato principalmente in Svizzera. Quello che sto dicendo, diciamo così per essere brevi, è che è risaputo dal punto di vista genealogico che il veneto, il gallo italico, il romancio, il ladino e il friulano non sono parte della lingua italiana. Cioè quello è risaputo, non è un segreto. Il problema nasce quando si ignorano queste cose e si basa una supposta o presunta tipologia sulla sociopolitica, non sulla linguistica. E qui dice sociolinguistica, però vorrei essere chiaro, una visione particolare della sociolinguistica, perché non tutta la sociolinguistica è così, ma una visione particolare che è molto ma molto potente storicamente in Italia, e non solo, anche fino a un certo punto in Germania e fino a un certo punto in Francia. Ovvero una visione che dice sì, vabbè, queste sono lingue separate dal punto di vista linguistico, ma lasciamo stare la linguistica, guardiamo la società, e sono dialetti perché il fiorentino ha avuto più successo politico, è stato scelto come lingua alta e quindi tutto il resto è dialetto. In due parole, se non sei ufficiale non sei una lingua, ma questa è una cosa politica, non ha nulla a che fare con la linguistica. Secondo punto, sì, sono dialetti perché sono usati di più in casa, non sono usati con persone che non conosci, sono usati in contesti formali. Io cito Kinder e Savini, ma questa si trova in decine e decine di lavori di sociolinguistica. E quindi, in due parole, se sono usati in contesti limitati, non sono usati in tutti i contesti della società, non sono lingue. Questa è un'affermazione sociale, non linguistica. E perché l'italiano è stato riconosciuto come lingua guida? Qui ho messo il punto interrogativo perché è riconosciuto da chi? Non so quando 20, 30, 40 milioni di italiani, 50, non so quanti erano, 30, forse 28 milioni, quando è nato lo Stato italiano, si sono seduti e hanno detto sì, va bene, votiamo per il toscano. Cioè, riconosciuto da chi? Da una dozzina di persone, perché che sapessero leggere erano pochissimi. E quindi dire che è stato riconosciuto è un po' una mezza verità. Però, anche se accettiamo che è stato riconosciuto come lingua guida, è sempre una posizione sociale, politica, non linguistica. Sei subordinato sociolinguisticamente, quindi non sei una lingua. Ecco, questa è la posizione che per decenni ha permesso di nascondere le lingue d'Italia
dalle cartine delle lingue d'Europa. Fortunatamente l'Atlante UNESCO non è caduto in questa cosa, ma la cartina che vi ho mostrato prima, quella tutta blu, è una delle cartine che cade in questa trappola. Usa la sociolinguistica e la sociopolitica al posto della linguistica, e quindi ci presenta una cartina politica, però ce la vende come linguistica. E come è stato detto, e forse il lavoro di Keating lo dice in un modo così esplicito, che avere questa visione sociopolitica della lingua incoraggia un complesso di inferiorità verso la lingua madre, verso la lingua di un territorio, perché è vista come sì, è parlata meno di quella potente e quindi non è buona come quella, quindi incoraggia un complesso di inferiorità e di conseguenza toglie alla regione il valore della sua lingua e della sua cultura e nega alle persone di quella regione uno sviluppo per il futuro, perché dice sì, non è parlata in regione, non è parlata negli atti ufficiali oggi e quindi non è lingua e quindi non la puoi parlare domani, quindi nega lo sviluppo, nega quello a cui le lingue come l'italiano non è stato negato. E notiamo che questo complesso di inferiorità non esiste solamente in Italia, non esiste solamente in Veneto. In Galles negli anni 50 non si parlava gallese ai figli, si parlava inglese perché il gallese è la lingua di quelli che guidano il trattore, quindi non glielo parliamo. Però la differenza è che nel resto d'Europa questo tunnel lo hanno attraversato, e non solo nel resto d'Europa. In Italia il Veneto forse è un baluardo dove questa assimilazione non ha avuto successo completo come ha avuto in gran parte della Lombardia, come ha avuto in gran parte del Piemonte, parlando dell'Italia del Nord. In Sicilia e in Campania c'è ancora una certa forza per le lingue locali, però forse il complesso di inferiorità là è ancora più forte. Faccio notare una cosa: qualche anno fa a Parigi hanno fatto la 5ª conferenza internazionale sulle lingue Bantu. Le lingue Bantu dal punto di vista sociolinguistico sono come il Veneto, anzi sono messe molto peggio del Veneto, perché sarebbero contentissimi i parlanti di lingue Bantu se avessero una storia e una letteratura scritta come quella del Veneto. Le lingue Bantu sono principalmente orali, eppure si usa la parola lingue Bantu, anche se sono principalmente orali. La copertina del libro delle lingue native americane. Le lingue native americane non sono ufficiali, la lingua ufficiale degli Stati Uniti è l'inglese. Le lingue native americane sono state scritte pochissimo e negli ultimi 30 anni, forse ci sono 2 Bibbie tradotte nelle lingue native americane, eppure si parla di lingue native americane, quindi si prende una posizione linguistica, non politica. Anche i francesi, che sono conciati male da quel punto di vista, hanno fatto un convegno nel 2015, l'hanno chiamato la variazione nelle lingue romanze di Francia, non nei dialetti di Francia, non nei patois di Francia, nelle lingue romanze di Francia, nonostante anche quelle sono in subordinazione al francese e quindi seguendo la pratica italiana sarebbero tra virgolette dialetti, eppure anche i francesi si sono emancipati a favore delle loro lingue. In Italia si mantiene ancora questa volontà di mettere la politica prima della linguistica, mentre, ripeto, la Francia, che storicamente è sempre stata fortemente contro la diversità linguistica di Francia, ci sono segnali di cambiamento. E quindi cosa succede? Che entriamo in una situazione, non seguendo queste cose, ma seguendo la sociopolitica, entriamo in una situazione circolare, dove si dice questa lingua è usata in domini limitati, ovvero è usata principalmente con gli amici, principalmente a casa, non è usata a livello ufficiale e quindi diciamo che non è una lingua, è un dialetto. Perché un dialetto viene negato lo status ufficiale, mi hai dato il pointer, ma io sempre viene negato lo status ufficiale perché non è una lingua. Però se gli è negato lo status ufficiale non può essere usata nei domini alti, non può essere usata nell'amministrazione e quindi non è una lingua e quindi gli viene negato lo status ufficiale e continuiamo a girarci attorno. Ecco, sarebbe come dire: le donne non avevano il voto ieri, non possono averlo oggi, e se non ce l'hanno oggi non possono averlo domani,
E quindi continuiamo a fare questo giro, che è una cosa che è accaduta. Sicuramente in Gran Bretagna, quando si discuteva il suffragio universale, molti dicevano sì, non mi dispiacerebbe se le donne avessero il voto, però non l'hanno mai avuto, e qualcun altro diceva sì, non avendo mai votato non conoscono la politica, non conoscendo la politica non dovrebbero votare, e si continua a girare attorno a questo cerchio. È lo stesso discorso che succede con le lingue d'Italia. Si definiscono dialetti perché non hanno certi usi, gli si negano quegli usi e di conseguenza non possono essere lingue, non si possono emancipare e si continua a girare in quella... ed è questo il cerchio che deve essere rotto se vogliamo andare avanti e cambiare gli atteggiamenti. Quando ho contato quanto tempo? 3 minuti va benissimo. Ad aggiungere danno alla beffa, guardiamo come si misura. Prima il professor Mosley ha parlato di vitalità linguistica, lui conosce queste cose molto meglio di me, però vorrei darvi un piccolo assaggio per farvi capire come questa posizione sociopolitica aggiunge danno alla beffa. Ovvero, come si misura la vitalità di una lingua? Si misura anche guardando in quanti contesti è usata. In meno contesti è usata, meno vitale è una lingua. E quindi, oltre a chiamare molte delle lingue d'Italia dialetti, si usa un criterio che è usato per misurare la vitalità di una lingua. Quindi viene tolta vitalità alla lingua, non lasciandola emancipare in contesti più ampi. E secondo esempio, si dice sono dialetti perché non sono usati nel governo, non sono usati nell'amministrazione, ma l'uso amministrativo di una lingua è un criterio per misurare la sua vitalità, e quindi ancora un criterio di vitalità viene negato e poi viene usato contro la lingua e contro il suo riconoscimento. Quindi vediamo che continuiamo a girare in questo cerchio infinito. E siamo ancora rimasti nell'Ottocento, quando la Francia, nonostante tutto, è avanti. Grazie.